Questa è la vera storia di Sant'Agata e la dedico a tutti i catanesi e a tutti i devoti di Sant'Agata nel mondo. Catanesi vi voglio raccontare la storia di Sant'Agata con amore. Io mi repulcio a voi questo cantare, ma di più a navigante e pescatori, che quando c'è tempesta sono a mare, si mettono a Sant'Agata a chiamare, e l'autista in genere magari dalle disgrazie invocano preghiere, le murature pure a Luca Scari, per non parlare di le carattere, su tali peti di cavalli e rodi, invocano la santuzza tante volte, nell'ospedale una sua raccotte, mila e mila donne malate la pregano di cuore, li devoti, per i suoi mali essere sanati. Il 5 di febbraio di ogni anno le cittadine là vanno girando. Il 238 era l'anno dopo che Cristo venne al mondo. A Catania governava un grande ranno quinziano chiamato Boiaturno, perché Catania, città nostrana, era governata da Roma, già pagana. C'era una ricca famiglia cristiana che aveva una figlia bella e buona, Aida si chiamava ed era umana. Pari a una santa dincia di Nagona, padre di già si chiamava Rao, gli ha da polla la madre che creavo. Cresceva Aida in mezzo alle ricchezze e faceva amicizia pure con le serve che trattava come frati e sorelle. Aida di natura si portava donne divine e all'alma si arricchiva. Poi a 10 anni orfana arrestavo, di pace e majestia si cudivo, sulla solita trapene amarizze, insieme alle servi a mezzo le ricchezze. A 15 anni aveva 1000 bellezze e tanto fuori innamorate pazze, per imparare delle sue saggizie che le sagge vendevano dalle strapazze. Delle cose storte stava lontano, un cielo di aulo, sciammo e vano. Un giorno lo incontravo quinziano e se ne innamorava a perdere freno. Ma io è cristiana, io è pagano, gli aiuti fele cuto ogni veleno, ma presto pensa a come era buoni, portarla dalla sua religione e poi sposarla con pompe e cussoni, danno l'addio a tutti i cristiani, mai ti rifiutavo le indizioni di quinziani lì so cose vane, non si voleva affatto maritare, per chi l'amore a Dio voleva dare. Io un momento non potevo abbandonare, ad Aida pensava in tutto l'ore, e intanto mentre senti salvare la legge dello grande imperatore, le giuderanno pagano romano, per dare morte ad ogni cristiano. I cristiani venivano perseguitati dai pagani
e mannate a morte senza pietà. Venendo tutto questo quinziano, guai da si è dimostrato il più buono. Ci disse, aiuta va, superi a mano. Se fai in soccuiuti da spano, presto la fine d'oi abbandonare. E a mia donna pulita di sposare. Aida ci rispondevo di no a parare. Io mi marito presto con il Signore. Io non sapeva che a fare. Era confuso il governatore, mandando la picciotta una giornata. Per chi era cristiana venne arrestata. In presenza di quinziano fu portata la picciottella faccia saporita per essere presto lì giudicata. Se meritava la morte o la vita, ma essendo innamorato che aveva a fare, non la poteva affatto condannare. Con l'amici si mise a consigliare e la picciotta stavolta non muore. Ancora io ci vuole provare se Aida ci dava l'uso cuore. E l'affidavo per quando la tradia a una donna chiamata Afrodisia. Femmina era di civetteria e per stornare a Aida censaia. Ci disse, bella figlia, ascolta mia, non essere testarda, bella vaia, sposa da quinziano con premura, prima che muore a mezzo alla tortura. Ci rispondevo da no la creatura e chi ci riprovavo con più maniera. Poi feci in gran banchetto la signora, per chi dall'allegria stornare la spera. In tante e tanti ci ma non porta dai da votare. Presto a Afrodisia io a parare con quinziano cuore di terrore. Ci disse non c'è niente più che fare. Aida con nessuno senti amore. Lo pagano di più, senti spitio e da una cella dai taglio Dio. L'uomo tiranno, nemico di Dio, di morte e di tortura minacciavo, ma la picciotta in faccia ci ridio. E poi con gran forza ci gridavo. Cristiana mi sento e non mi cangio mai che sogno dura.
Quinziano la pazienza perde allora e presto la afferra con brusca maniera, con brutti filamenti la tortura. Ma hai da sempre forte Dio spera. E con le spidia sai infugati, ci vennero le carni lacerate. Aida disse, quando mi ammazzate è sempre tardi, barbare casete. Poi quello te ne chiazzariati, s'avvicinaro a dita più accanite. Fittando una colonna l'attaccarono e li pompi materni ci scipparo. Aida ci disse a Quinziano che mi fai martirizzare e che sento amore verso a Dio. Mi facessi scippare le fonti della vita, ma ricordati che pure tu adattasti dallo petto di tua madre. Poi in una cella sculusa l'aiutarono per quanto dava l'ultimo sospiro. Ma andando a cella ci fu un giorno chiaro, tutta si illuminava da giro a giro. E da luce in vecchio compariu e ti sarai dati me dico io. Vattene presto, padre mio, la guardia di Dio se ne addonavo. Io sogno per umana tu di Dio, e dai da si già di noi chiavo. E da piccomera in fin di vita e di San Petro ni guarita. Scapparono le guardie alla parita della cella tutta illuminata e la trovarono senza una ferita. Ad Aida che fu martirizzata, gridarono tutte e due, curriti gente, miracolo, miracolo vivente. Ma Quinziano, barbaro potente, non si desse per vinto l'uberbante e la ittava a mezzo bracci ardenti. Ma s'allargava un fuoco da distante e mentre Aida era alla tortura
si ribellau de colpo la natura. Tremavo la terra per la creatura e l'Etna sbuffavo più fuoco ancora. L'amici di Quincy hanno da chiudura. Lo terremoto l'ammazzavo da fuori. Virendo Cristo tutti con armi in mano si rivoltarono contro Quinziano. Da notte a notte scappava un pagano verso da Siracusa, uomo assassino, correva come un pazzo romano, cavalcando un cavallo malaggino, ma attraversando i fiumi lo dannato tra acque e fagoni moriva affogato. Dopo che di martirio aveva passato, ai tantissimi lo suo cuore leto, tornavo da San Bezzo, ci aveva sanato. Lo corpo da restavo a mezza lo chieto. E poi già giocarceli e si dà così l'anima Dio.